Appuntamenti in agenda per giovedì 11 gennaio. Genova dedicherà un ricordo musicale a Fabrizio De André per il 25° anniversario della sua scomparsa. A partire dalle 10 per tutto il giorno, in via Garibaldi risuoneranno i più grandi successi del cantautore genovese, da Creusa de Mar a via del Campo, passando per tutti gli altri. Per il ciclo 10 volti di Genova, gli editori e la città, e in coincidenza del 25° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, alle 17 nel Salone del Minor Consiglio del Palazzo Ducale si terrà l'incontro Genova Capitale della Musica. Focus di questa tappa sarà la musica con i suoi tanti protagonisti, da Paganini agli interpreti del cantautorato genovese, con gli interventi di vari ospiti. In avvicinamento al giorno della memoria, dalle 17:30 nella Casa del Mutilato a Genova si svolgerà la presentazione di Ombre, installazione di Luca Pianella a cura di Matteo Lenuzza, inserita nelle mostre collaterali dell'iniziativa Segrete, tracce di memoria. Dalle 19:30 al Teatro Eleonora Duse di Genova si terrà lo spettacolo Ferdinando di Annibale Rucello, con la presenza come regista e attore di Arturo Cirillo. I biglietti vanno da 14 a 30 euro e lo spettacolo sarà in scena sempre al Teatro Duse fino al 14 gennaio. La sede sociale della sezione chiavarese Alberto Bozzo del CAI, in via Orsi 29, ospiterà dalle 21 la videoproiezione intitolata Così ci ha visti Bruno, di Bruno Monego, con fotografie e filmati di escursioni nelle Alpi Apuane, occidentali e nell'Appennino Ligure. L'ingresso è libero.